Siamo dietro le quinte del Teatro Flagella di Foggia e qui con me un grande personaggio dell'anno che è Carmelo Zappulla con la sua sceneggiata Osciare. Come stai Carmelo? Sto bene Nino, ciao a te. Ti vedo così sorridente perché in questo periodo il successo che ha ottenuto è così grande, diciamo, perché abbastanza. dopo Povero Amore, Pronto Lucia, qui tutti quanti ti hanno visto nel film Pronto Lucia con un successo perché battevano anche le mani nel teatro. Quest'amico chi è, scusami Carmelo? No, questo amico è un signore, ecco, se ci dice la telecamera di venire prima perché stanno abbassando, poi stiamo lavorando, stanno cambiando la scena. Dicevamo qui stanno preparando le scene di Osciare, siamo tra il primo tempo e il secondo tempo. Vuole passare al lato di qua? Scusate che è un momento stiamo prendendo tutto dal vivo nel cambiamento della scena, del primo al secondo atto. Comunque questo amico è un carissimo amico mio, questo è uno dei fans. Vuoi dire qualcosa a riguardo di Carmelo Zappulla? È uno dei fans più accaniti. Beh, io direi per me Carmelo è un grandissimo cantante, è molto simpatico al pubblico foggiano e lo ammirano tutti i foggiani, maggiormente ma soprattutto le donne, se non sbaglio, è vero? La mia famiglia. No, lui deve dire, ogni volta che viene qua a vedere lo spettacolo viene lui assieme a 40-50 persone, ma sono tutti parenti o amici, chi sono? Tutta la mia famiglia. 50 persone. E ti ammirano tutti perché sei grandissimo. A me fa tanto piacere comunque. Ecco Carmelo, vuoi dire le tappe che seguiranno dopo Foggia? Dunque io questa sera con Foggia sto iniziando il Giro delle Puglie, starò qua 15 giorni, farò questa sera Foggia, sto facendo Foggia, domani sto a Cerignola, poi faccio Bari 3 giorni, Taranto, Bisceglie, Barletta 3 giorni, Bari 3 giorni, farò 15 giorni, Conversano, sì, dopodomani, per la prima volta vado a Conversano. Diciamo una cittadina dove piacciono pure le sceneggiate napoletane. Dopodiché dopo la Puglia farò 10 giorni a Torino, poi quest'anno tocco una città nuova che sarà Trieste. Poi faccio Verona. Già ho fatto il nord, già ho toccato Varese, Bergamo, 10 giorni ho fatto Milano, allo Smeraldo di Milano. Ho riscosso un successone, un grande successo. Mi meraviglio che la canzone napoletana sta andando anche a Verona, a Trieste. A me fa piacere comunque che la canzone napoletana... Comunque non vorrei che la canzone napoletana o la sceneggiata napoletana si ferma solamente a Verona e Trieste. No. Si sta cercando un pochettino di emancipare un po' la sceneggiata napoletana e sia i brani napoletani, va bene? Di portarla in delle città dove almeno io cerco di portare la sceneggiata e i brani napoletani dove diciamo la snobbano un pochettino la sceneggiata e la canzone napoletana, tipo non lo so, Venezia, tipo Bologna. Ecco, nel Veneto, comunque è una tappa importantissima. Mi auguro che si possa inserire pure in queste città la sceneggiata napoletana. Non deve essere solamente l'Italia del Sud, ma anche quella del Nord, certo. Dall'altra parte. Dunque, mi vuoi dire qualcosa a riguardo del futuro, Carmelo? Che cosa bolle in pentola di Dunque ci sarebbe un film che già io ho firmato il contratto con la Titanus di un brano che io ho fatto sull'LP Povero Amore. Questo film porterà per titolo Due giovani amanti. Due giovani. Non è sicuro, va bene, non è sicuro, però 99 su 100 ci dovrebbe essere Ornella Muti a fare la compagna. Benissimo, allora una buona compagna. Diciamo la lei. E mi raccomando, volevo mettere in mano a posto con Ornella Muti. Non c'è problema. Geloso. No, geloso no, perché è il cantante delle donne, bene amato comunque Carmelo Zappulla. Senti Carmelo, hai firmato il contratto con la RCA, se non sbaglio, sì? Sì, ma con la RCA ruba i tuoi nastri, ho saputo che la RCA ne ha venduto nel mese di moltissimo. novembre, dicembre... Tu ne puoi sapere qualcosa più di me comunque. Non ci faceva consegnare i nastri di Carmelo Zappulla, benissimo. E vuoi dire qualche aneddoto della tua carriera, un fatto simpatico? Un fatto simpatico? Per me ci sono tutte le serie fatte simpatici, va bene? Il fatto simpatico è quello che trovo sempre il pubblico più simpatico del solito e più caldo del solito. Benissimo, poiché tu sei simpatico, allora trovi un pubblico anche Dio simpatico. li fa e fra di loro si accoppiano, si dice. Sì. Allora la simpatia viene da me. Benissimo. E tutti sanno che Carmelo Zappulla è siculo, sì. È esattamente di Siracusa. Sì, di Siracusa. Benissimo. E anche
dalla Sicilia sforniamo cantanti napoletani. Vuoi dire chi sono gli attori della sceneggiata? E il grande Lino Crispo. Dunque quest'anno ho avuto, quest'anno ho avuto il anni. piacere che c'è avuto una coppia di comici che diciamo che sono tra i migliori dei comici che oggi offre la sceneggiata, il teatro della sceneggiata napoletana, e poi Lino Crispo e Bianca Sollazzo. Voi state filmando, poi non so se manderete degli sketch. Sì. Poi c'è la Generica è una delle più brave generiche che c'è a Napoli, sarebbe Antonella Patti. Poi c'è Gino Coreale, chi non conosce, Gino Coreale è un grande della sceneggiata napoletana. Cantante anche. Cantante, sì. Poi chi c'è? Poi ci sono dei ragazzi nuovi, poi c'è una prima attrice nuova, la prima attrice è la ragazza Vera Bruna, è una ragazza abbastanza brava, bene, e sta recitando per la prima volta con me, quest'anno sta riuscendo, comunque è abbastanza brava, non lo dico, non so se c'è lei, non lo dico se c'è lei se non si monta, capito? No, è abbastanza bravina comunque. A umma, dicono a Napoli. Allora andiamo? Mi fanno cenno che dobbiamo cominciare. Ecco, sì, io dando tanti bacioni a tutti quanti, volevo ringraziare tutto il pubblico di Foggia che è venuto, dopo manderete questa registrazione. Negli ospiti di Nino Delli, gli ospiti ci vedremo di nuovo. Comunque io do un appuntamento a Telefoggia, faremo una trasmissione assieme a Nino Delli. Hai dato 2 volte l'appuntamento e poi ti aspettavano tutti quanti. Però sono capitate delle cose abbastanza delle cose grosse. C'era il film di Pronto Lucia, la prima. Comunque a presto ci vedremo a Telefoggia, faremo una trasmissione insieme. Vediamo un po' di presentare il prossimo 33 giri. Benissimo, è sempre crescente il successo di Carmelo Zappolla, salutiamo tutti quanti e arrivederci a presto con Carmelo Zappolla nei nostri studi. Ciao. Ciao.